Tutto è partito durante la riunione della Consulta Ligure avvenuta a Sestri Levante con la mia proposta ai ragazzi di Wikipedia, Nicolò Longo e Marco Scola, di creare delle pagine Wikipedia dedicate a Camogli, nella fattispecie al Museo Marinaro dove ci troviamo, alla sala archeologica e alla biblioteca civica Niccolò Cuneo. Per trovare delle parole in Camogin scritte, siamo andati a fare una ricerca presso l'archivio della biblioteca e abbiamo trovato i materiali del poeta Razzeto, il quale scriveva già nell'Ottocento le sue poesie in Camugin. È pur vero che si tratta di un testo ottocentesco e quindi abbiamo parlato poi con Adriano Amato, che è uno dei volontari del museo, che ci ha dato una prospettiva più attuale e moderna del Camugin. Con il suo contributo abbiamo così provveduto a pubblicare le pagine su Wikipedia dove potete ancora consultarle. Da quando sono nascito parlo Camugin, qui i genitori, e continuo a parlare qui amici. L'italiano è la lingua per i foresti. I due sveni mi hanno detto da leggere le pagine di Wikipedia in Camugin ed è molto facile perché ho scritto come si parla, mentre quando leggo proprio usenese, qua mi trovo un po' imbrogliato. Questi sono i libri con le poesie scritte da Giacomo Razzeto, poeta locale, quindi poeta di Camogli, che ha scritto in Camugin. Queste copie sono conservate qui presso la Biblioteca Civica Niccolò Cuneo del Comune. Non sono ovviamente prestabili, sono in consultazione locale per tutelare questo bene, ma per quanto riguarda il nostro progetto hanno avuto una duplice utilità. Da un lato sono stati fondamentali per capire come si scriveva in Camugin, dall'altro lato si è poi pensato, e questo è un progetto che è stato fatto dalla Consulta, da Wikipedia, in accordo direttamente con il Comune, con l'Ufficio Cultura, di scannerizzare i testi per poterli renderli fruibili al pubblico online. A Camogli è stato fatto un progetto sulla lingua che non è mai stato fatto da nessuna parte ed è nato partendo da dei libri scritti da un autore importante, bravo, ma morto un centinaio d'anni fa, il quale ci ha dato dei testi fatti molto bene, che sono stati letti da due bravissimi ragazzi di Wikipedia Ligure che fanno parte della Consulta Ligure e collaborano con noi. Hanno ripigiato tutte le parole che hanno i verbi, come hanno messo le frasi, e hanno riuscito a trasportare in un testo nuovo, anzi in 5 pagine, quindi hanno fatto tante pagine scritte da De Camogli d'Anqueux, deviando quella grafia. Dovevano essere sicuri che quella grafia fosse corretta e rappresentasse esattamente anche come si parla a giornata d'Anqueux. Allora, il signore, che parla benissimo Camogli, l'ha fatto a lettura. Una sono impressionato da quanto questa le ha precisa, le ha c'è e che dava possibilità di parlare bene e di leggere bene. Quindi è stato fatto un lavoro che può essere esportato da tutte le parti della nostra Liguria, dove una lingua che si è persa come scrittura torna rivitalizzata da delle persone importanti e brave a fare questi lavori per riportare in vita questa lingua che altrimenti non sarebbe stata mai più scritta da nessuno. Mi sono qui come comune per di solo grazie a Consulta Ligure e al professor Vinai perché hanno dato l'opportunità di conoscere il patrimonio che abbiamo qui a Camogli sia in biblioteca che in museo, con la possibilità poi di portare in giro per la Liguria, non solo in Liguria, quello che abbiamo qui a Camogli e anche renderlo vivo con la lingua e a parlare del nostro paese, quello che abbiamo qui, voi riusciamo che diventasse patrimonio di tutti quanti. Aspettiamo che a Camogli per poi vedere le persone, quelle che sono i lasciti, quelle che è la storia che i mainè di Camogli hanno lasciato qui fruibile a tutti quanti.